Va bene ragazzi, ora ho visto. Allora io questa cosa la volevo dire, che mi sembrava un pochettino, non dico sconcio perché sconcio non è, però volevo dire, mi sembrava un po' fuori luogo, solo che mi è stato suggerito da un grande docente, dice ma fallo, dunque no, quest'oggi parliamo. Prima di dirvi questa cosa, perché comunque è cultura anche questa, fa parte dell'anatomia corporea. Dobbiamo sapere che gli organi genitali sia maschili che femminili in siciliano, quindi quello con la M che si dice sempre, un intercalare, quelli femminili con la S e con la P, sui nomi censurano poi il mio. In realtà non sono assolutamente dei termini villani come possono soprattutto gli altri che non sono siciliani credere. In realtà hanno tutte etimologie nobilissime. Partiamo dal latino, dal quello femminile, dal latino. Se voi prendete il nome os oris, che significa bocca, avrete un diminutivo medievale che sarebbe osticulum. Osticoli, no? Che significa boccul, cioè che significa boccul, cioè. Quindi, che succede in questo tempo? La oca! Come? La oca! Questo è un processo che si chiama afere, sì, lo stavo dicendo, l'oca, bravo. No, ha detto bene, no, non sto scherzando, non sto finendo, ha detto bene, cioè la O praticamente se ne va dal termine, perché è un processo linguistico che si chiama aferesi, cioè che aferesi è quando cade qualcosa all'inizio di una parola, sicuro quando cade al centro, la poco quando cade al centro. Dunque, quindi dallo spicolo, come ha detto, avremo questa O poi in realtà non fa altro che oscurisse e diventare l'articolo U. Osticolo, vedi? No. Allora, questa è una cosa che vi dico non su questo termine perché non lo posso scrivere alla parte finale. Però, quando qualcuno di voi andrà a studiare un giorno linguistica, magari all'università, voi vedrete che molti termini che in latino portano il nesso CL diventano cerchi in italiano. Cioè, se prendete masculus, l'ho detto prima, che significa maschio, ora lo faccio capire subito. Se scrivete, no, un attimo, veramente, masculus, che succede? La vocale abbiamo masculus, il nesso CL diventa CH, maschio, e così via. Per esempio, non lo so, da musculus deriva muschio e tantissimi altri. Sì, ecco, questo è più facile, da clavis deriva chiave, da claudere deriva chiudere, così come prima ragione. Quindi, giustamente, se voi vedete, secondo lo stesso processo fonetico, osticulum sarà poi... No, così, questo è un termine nobilissimo. L'altro, quello con la P, l'etimologia è certa, però di significato un pochettino ambiguo, perché deriva dall'aggettivo patulus, patula patulus, che significa amo. E ovviamente non è un termine che si può adattare a tutti i casi. Significa ampio. Dall'accusativo patulum, sì, deriva quasi per lo stesso processo questo, perché poi la T finisce per diventare C, ma non ve lo sto a spiegare perché tutto diventa patulum e poi diventa quello che voi sapete. Lo stesso vale per quello maschile, che in realtà è un latinismo per quello, non è un termine inventato dai siciliani. Se qualcuno di voi lo cercherà, mi viene la curiosità di farlo nel vocabolario, scoprirete che l'organo genitale maschile si dice mentula. Secondo questo stesso processo che vi ho detto, che la dentale diventa una C, noi avremo la vocale, no, con l'accento mentula un'altra volta. Alla fine, tramite la sincope della vocale semiconsonantica U, da mentula si arriva a quello che voi sapete. Quindi non vi vergognate di dirlo, perché chi non li dice al nord Italia non capisce la ricchezza della dirismi che abbiamo. La verità è questa.